Lei quante case ha da affittare qua? Io ho 5 case, più la mia 6 case in tutto. Ecco, ma quanto ammonta l'affitto per l'estate? Beh, dipende se è basso o alta stagione. 1.000 euro la settimana? Sì, anche di più. Col contratto o senza contratto? Senza contratto. Proviamo a prenotare una casa in affitto in Costa Smeralda, incontriamo il proprietario e finiamo col mischiarci ai turisti fantasma che trascorrono qui le loro ferie. Arrivano in nave e in aereo ma non si sa dove alloggino. Le case vacanza clandestine in Sardegna rappresentano il 40% della ricettività. Il mercato sommerso vale un business che sfugge al fisco di circa 350 milioni di euro l'anno. I posti letto abusivi tra affittacamere e seconde case trasformati in hotel senza licenza, secondo Federalberghi, sono circa 70.000. 100.000 quelli con regolare autorizzazione. Perché senza contratto? Perché secondo me le tasse sono troppe. Chiamavo per l'annuncio della casa in affitto. Sì, quella Golf Aranci. Qual è il costo? Sono 800 euro il mese di luglio. Ma con contratto o senza? No, senza contratto. Ma è davvero così diffuso questo fenomeno delle case vacanze clandestine in Sardegna? È diffusissimo. Ad Olbia, in Gallura, si affittano non solo le camere, le case, ma anche siamo arrivati, diciamo, anche agli scantinati. Sul mercato clandestino delle vacanze la Guardia di Finanza di Olbia ha già concluso una prima tranche di indagine. Solo in Gallura nel 2016 gli albergatori senza licenza hanno incassato oltre 10 milioni di euro. Le denunce non bastano a mandare in crisi il mercato nero, per l'estate alle porte gli annunci sono già migliaia. Ecco, come è organizzato questo mondo delle vacanze clandestine? Fondamentalmente è riconducibile a proprietari di abitazioni che nel periodo estivo pongono in locazione queste abitazioni, oppure dei soggetti, fenomeno che è molto diffuso soprattutto nelle località turistiche più rinomate come ad esempio Portocervo. In quel caso chiaramente parliamo di immobili locati a prezzi assolutamente significativi. Chi sono i clienti che frequentano maggiormente le strutture clandestine? Gli italiani, sicuramente gli italiani, non è un mercato straniero. Il mercato straniero si rivolge prevalentemente verso la ricettività regolare.